In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Senti che roba. Fiorello e Baldini. Buongiorno. Eccoci qua. Ciao Marco. Ciao. Buongiorno Marco Baldini. Ciao Fiore. Da Firenze, come stai? Tutto bene? Da Augusta. Augusta. Mi sembra di essere alla cassa del supermarket. Marisa ha un cambio alla 3, cioè mi mettete a posto. Sì, ogni volta grazie. cominciamo così. Io non so se voi da casa sentite quello che sentiamo noi, ma ogni volta c'è questa. Ecco, in questo momento siamo passati a un ascolto Adesso tipo. va un po' meglio, dai. Dai, sì, Va un po' un meglio. po' meglio. Buongiorno maestro Cremonesi. Come va? Grazie, buongiorno a tutti. Grande musicista, veramente ci stai dando tante soddisfazioni veramente a minchiachina. Come dicono a Los Angeles. Sì, certo. come dicono a Los Angeles. Oggi abbiamo un pubblico d'eccezione proveniente da tutte le parti d'Italia, ci hanno portato addirittura paste di mandorla da Sarausa, Siracusa in persona, una equivale a un pasto. Sì, è vero. Un pasto completo Si di ferma primo, qua. secondo, Sì, antipasta, quindi oggi ne ho già mangiata una, che devo fare? Abbiamo notizie, tra l'altro ci verranno a trovare molto presto, ancora non sono arrivati. Non sono qua, no, ancora. Allora, ex ministro, nonché oggi onorevole Carlo, credo si chiami di nome, Carlo Giovanardi, e l'onorevole ex ministro, oggi onorevole Daniela Santanche. Santanche. Santanche si accento. chiamasse Santanche, esatto. Perché vengono qua? Per Lo parlare del problema. di una cosa importante, esatto, non importante, di più, della vita dei nostri figli, perché diciamolo, della vita dei nostri figli, che si parlerà di incidenti che accadono, dove molti ragazzi insomma perdono la vita la notte tra il venerdì, sabato, il weekend, insomma, il fine settimana, e domenica. Quindi ne parleremo, credo che sia un fatto di cui bisogna discuterne, insomma, e cercare di capire se esistono e ci sono delle soluzioni. Ma ne parleremo più tardi. Adesso comincerei subito con ringraziare anche i nostri autori che solitamente non lavorano, stanno così di giorno. Ciccio Bozzi si è nascosto. Abbiamo Bozzi, famoso ormai la pietra dello scandalo di Viva Radio 2, questo cognome detto anche Zeffiro. Venticello. Esatto. L'uomo a reazione, chiamiamolo così. Esatto. Sta mangiando. È simpatico Carlo, Ciccio Bozzi. Carlo Bozzi. Vogliamo iniziare subito con lo musica? stacchetto? Con lo stacchetto? Vai. Ale, 2, 3, 4. Everybody get down. Yeah. Sai cosa sembra? Vorrei la pelle nera. Vorrei la pelle nera. Era un po' più alta quella. Vorrei la pelle, era più alta. Vorrei la pelle nera. Anche più alta, vai. Vorrei la pelle nera. Farinelli, Molto farinellato. Allora, attenzione. Arrivano notizie. Sì. Aspetta. Scusa, non posso leggerla. Perché? È arrivata un'ansia. Adesso a questo punto. Proprio in questo momento che noi scherziamo anche su questo argomento che poi affronteremo dopo per dialogare con i giovani in discoteca. Attenzione, l'ex ministro onorevole Carlo Giovanardi farà un tour di comizi in stile rap con il nome d'arte di Lorenzo Giovanardi. Beh, sarebbe male. C'era il disco, no? Giovanardi Attenzione, for riforma Dai. della legge Bossi-Fini, immigrati, ingressi più facili per chi parla già bene l'italiano. Attenzione, Di Pietro fermato alla frontiera. Che ridere. Di Pietro, dobbiamo chiamarlo ospite Di Pietro, uno di questi giorni. Un traduttore, tanto, la Olga Fernando, quella che fa la traduzione, no? Onorevole Di Pietro, se ci sente. Scherziamo, insomma, sì, visto mai che. Venga, a proposito, vabbè, no, lo facciamo dopo. Cosa? Lo facciamo dopo. Mike ieri ci ha dato un 2 di picche. Sì, Grosso come una casa. Sì, ci ha dato un 2 di picche. Sono sul tram, ha detto,
e c'ha... Scusa, no, perché è arrivato il cantante, Mica. Ah, è arrivato Mica Cotica. Buongiorno. Ciao Mica Cotica, come stai? Buongiorno. Lo sai che Mica, quello libanese inglese, adesso sta salendo in classifica e sta vendendo tanti dischi e tu niente. Lo facciamo sentire alla gente. Ma non è giusto, solo perché lui ci ha copiato. Lo facciamo sentire un po', Mica, Chi? quello vero. Quello vero, questo è quello vero. No, questo è quello finto. Quello finto, sì. La conoscete, no? Conoscete questo pezzo? Bene, è stato copiato dal nostro Mica Cotica che è qui con noi. Mica Cotica, facci sentire l'originale. Sì. Non c'è prova alla samestà, ho già capito me vuoi incastrare. Questa non è la verità, abbiamo trombato col profilo. Ma che dici? Non sta a pensare che forse te me vuoi fregare. Mi sa che tu, quando te lì, hai fatto un picco nel preservativo. E questo c'era un po'... Era un po' forzato, questa. Però è terribile. Sei veramente terribile. Tu sai che come funziona, no, Baldini, la parte musicale di Viva Radio 2? Sì. Come funziona? Cioè, i Cremonesi mi sottopongono a me, quando arrivo la canzoni. mattina, dei testi e me li lasciano qua. Io li guardo e dico va bene, oggi purtroppo ho avuto da fare, quindi Sì. Non c'è niente da fare. No, e allora ho trovato. L'isola di White dei Dick Dick. Ah, sì. Sai Dick Dick, no? Sì, mi ricordo. sai perché in America non... Sì, perché quando, quando arrivarono in Italia i Beatles fecero dei danni incalcolabili, cioè perché Sì. Beatles che cosa voleva dire? Scarafaggi. Allora molti gruppi italiani cominciarono a scegliere dei nomi che che volevano i gufi, dire, certo. nomi di animali, i gufi Sì. e anche loro, i Dick Dick. Però Sai- Dick in Inghilterra vuol dire... Dunque Dick vuol dire... No, pensa in italiano, signori gli uccello. Esatto. Con l'isola di White. Sì. Tu sai cosa successe nell'isola di White? Sì, la rivoluzione giovanile, I giovani. sì, che si trovavano lì, facevano... Che facevano? I concerti rock, giusto? Sì, ma alla le fine canne, sta roba qua. Sì, però stavano c'era un'atmosfera più d'amore, Sì, no? fiori, Più figli dei tranquilli, fiori. Esatto. Power Flower. Io insomma E tu sono sei di Fiorello, Fabrizio. dunque. Power Flower. Giusto. Vabbè, poi la cantiamo. Ma poi a un certo punto mi hanno sottoposto una canzone, si intitola Una donna, una storia. La conosci? No. Neanch'io. Ecco. È una canzone di Walter Foini. Lo conosci? Dove gioca? No, Walter Foini è una canzone che ebbe successo per una stagione sola, Sì. andò al numero 1 in classifica. Una donna, una storia, sei tu quella lì? Sì. Vedi? Ve la ricordate sono voi anziano. una donna, una storia? Nessuno se la ricorda. nessuno. 1978. Cremonesi, che devo fare io? Cantala. Ok. Vai, Ok. sfida accettata. La andiamo. conosce? C'è una signora in prima fila che la conosce. È la sorella di Walter Foini. Non mi ricordo la melodia dell'inizio. Ok. Sì. Sentila, devo urlare per Bella era. Sentite il testo, è bellissimo. Dai. Lascia che io respiri da te la luna. Bella era, come l'uomo che gioca, che ha fortuna e non sei tu. No, io ho sempre avuto sfide. Il tuo vento notturno che va leggero sulla bocca di chi non è mai sicuro. Pomeriggi assolati non ho vissuto, c'ho la pelle a cappone. Sì, anch'io. Ma il momento del tempo con te è venuto. I pantaloni a zampa delle Sta arrivando l'inciso. È venuto, non posso andar via. Io amo Bravo Alice. Ogni gesto, ogni cosa che fai, quello che sei. Una donna, una storia sei tu. Quasi non ti aspettavo già più. Fra le mani, fra queste mie mani. È una donna, una storia, chissà se una donna, una storia potrà dissetarmi o almeno calmarmi un po'. Era Walter
Foini, l'estate del 1978. Avevo 18 anni. Anch'io. Avevo 18 anni, ragazzi, 18 anni e non avevo il motorino. Pensa te. Io li rubavo, dunque sì. Quando non... Oggi a 14 anni lo vogliono. O motorino o macchinetta. Sì, la macchinetta neanche... Voglia la macchinetta. Ma neanche morto. La macchinetta. Sì. Però adesso per portare la macchinetta ci vuole 16 anni e patentino. Direi ai genitori anche, quando i figli vanno a fare il patentino, di interrogarli loro. Perché tante volte, sai, il patentino non si sa mai. Sì, che se lo... Oppure di portarli fuori e vedere come guidano. Sì. Che segnale è quello? Una volta ragazzino ha detto, che segnale? Che da là non si può passare. Devono essere precisi, divieto d'accesso, capito? Perché è importante, che poi le macchinette te le trovi. Io mi ricordo c'era la trombetta, ti ricordi? Sai qual era? Tutti ci cadevano. Corriere, attenzione alle corriere di montagna. Esatto. Io abitavo in pianura, mai visto. però la trombetta. Tu eri bravo negli incroci, nelle precedenze? Sì, io ho imparato a guidare a 14 anni, dunque. No. Sì, tutti noi. Sì, anche tu immagino. Sì, forza. Se no non eri. No. Ogni tanto. Non si possono dire certe cose perché poi le fanno. No, certo. Poi sono andato a scuola guida, ho imparato. Io a scuola guida a 17 anni. Ecco. Poi feci gli esami a 18 anni e subito patente. Vedi? Anch'io subito. Sì. Hai fatto mai incidenti tu? No. Scusami, incidenti un secondo, no. Una volta sì, mi è venuta addosso un'ambulanza, ma anche ripagato. Proprio con la sirena con un morto dentro. Che pensa carino. te. Questi correvano, mi sono saliti sulla macchina, mi hanno spezzettato bene. Che macchina avevi, si può dire? Sì, si può dire, la Dian 6, quella che quando la batti sembra un ranocchio, salta per un quarto d'ora, salta, perché io infatti facevo salire avevi la Dian 6. le mie amiche con la quinta, prendevo le buche e mi divertivo a vedere. Un cretino. Baldini pensa sempre a questo. No, eri comunista, pensavo. perché tu eri comunista, no? Sei comunista. Ma a Firenze, sai, tutti all'epoca eravamo, andava di moda. O quella o l'R4. O l'R4, sì, esatto. Sì. Invece di... Gli altri che ci avevano? Gli altri, aspetta, come macchina? Sì. Non lo sai, non lo so. Cioè la destra tu dici, la sinistra aveva... I ragazzi di sinistra c'erano una Diana e la R4. I ragazzi di destra... la macchina di papà erano un po' più agiati, magari avevano la Spiderina, oppure sì, erano un po' più... La Mini, mi ricordo la Mini, sì, la Mini quella, vedi? Che bel discorso. Poi l'Eskimo da una parte, dall'altra parte il Rayman con gli occhiali a specchio, cioè piegati, esatto, e la Bellstaff, me lo ricordo questo, sì. Vogliamo fare ancora un po' di pubblicità? Sì, e come eravamo? Prima puntata. Gli anni 70. Possiamo farlo, attenzione che c'è una notizia dell'ultima ora. Sì. Ai. Allora si parla di Prodi. Attenzione, Prodi tende la mano a Berlusconi, Prodi tende la mano a Berlusconi e Berlusconi mette la mano in tasca e gli dà 20 centesimi. È meravigliosa questa, che ti vedi già la scena. Vedo già Giannelli che la disegna. Giannelli che la disegna. Tenga buon uomo. Ti tengo la mano. È vero. O altri cazzi a cui pensare. Lo so, che la figlia è stata, visto, beccata da Corona. Oggi su tutti i giornali campeggiano notizie veramente incredibili. Ma Corona non era quello che cantava This is the rhythm of the night. No, adesso purtroppo il rhythm glielo cantano dall'altra parte. Senti, proviamo a chiamare mai. Ma tu non sei coinvolto, niente. No, dico anche perché... Signor Woodstock, guardi, controlli pure Baldini. Ma dove? Se mi vedono in un'agenzia ippica ho scritto un libro. Cioè, che se ne frega. Beh, devo dire tutti coinvolti, tutti coinvolti. Ho letto Flavia Vento. Sì, tutte, la Jespica, la Lessa. Ho letto di quelle robe, mica da ridere. Sì. Altro che Dynasty qua. Sì. Si parla, poi ho letto droga e prostituzione. Riciclaggio, madonna, sto mondo dello spettacolo. Sì, questa gente, gentaglia. Arrestarli tutti. Noi andiamo a letto alle 9:30. Sì, alle 9:30. Svegliamo alle 4 del mattino. Tu perché c'hai la cantante lì? Io c'ho i gatti che mi saltano sui. C'hai i gatti tu? 3 gatti che dormono con me la mattina, mi saltano sui perché vogliono mangiare, capito? Alle 6. Come avere dei bimbi, uguale, la stessa cosa. Fallo un bimbo, fidati. Ci ho provato. Ti spiego come si fa. Allora tu già. Forse sbaglio procedimento. Sbagli procedimento. Allora vogliamo provare a chiamare Mike. Vediamo, sentiamo Mike. Poi stanno per arrivare l'onorevole Santanchè, l'onorevole Giovanardi.
Intanto chiamiamo Mike, sta suonando. A casa, sta suonando, vediamo se c'è. Sentiamo, speriamo che non sia troppo impegnato, come al solito. Sentiamo. Pronto? Oi là là. Oh, pronto signor Mike, buongiorno. Ma pronto che? Chi è che parla? Radio 2, buongiorno. È possibile che mi chiamate sempre nei momenti cruciali? Scusi Mike, per caso signor Mike è in riunione? Diciamo che sono seduto, va bene? Va bene, ok, è seduto. Sapete cos'è la stipsi? No, stipsi. Beh, a spanne sì, lo sappiamo. È una maniera elegante per definire la staitichezza. Ecco, Amici ascoltatori, vabbè. sapete cosa vuol dire avere un calcinaccio? Beh, qualche idea ce l'ho, però, signor Mike, non so se... Come avete chiamato proprio mentre ero nel pieno della concentrazione, santa pazienza. Me ne stavo tranquilla a leggere il giornale. certo, come tutti. Oi là là. Che è successo? Visto che disastro. Cosa, signor Mike, scusi, a cosa si riferisce? Questo scandalo, di questo sedicente fotografo che ricattava i VIPs. I VIP, sì. Very important person. Giusto, sì. Se in realtà questi secondo me sono dei tips. Cioè? Poco important person. Certo, perché lei... Sapete, accadde anche a me, non ho fatto mica tanto casino. Accadde anche a lei, quando è successo? Amici ascoltatori, negli anni 70 mi ricordo che i paparazzi mi beccarono, pensate, in Camporella con una mia collaboratrice di cui adesso non posso svelarvi il cognome. Bravo. Sono un signore. Bene. Vi dirò solo il nome. Sì. Sabina. Vabbè, non è che... Sabina. Sabine ce ne sono tante. Ma insomma, ci fecero un ratto una volta. Sì, il ratto delle Sabine. Senta, lei fu ricattato e pagò? Sei scemo? Ma cosa me ne fregava a me? Non ero ancora sposato. I problemi erano tutti della ciuffita. Scusate. È scappato. Vabbè, ce ne sono tanti di ciuffita. Certo. Sì. I problemi erano suoi perché era fidanzata. Era fidanzata lei? All'epoca. Fra l'altro con il mio migliore amico. Bravo. E che accadde? Lei mi implorò di pagare, ma io le risposi col cacchio, amici ascoltatori. Con quello che ti pago per portarmi la cartelletta in diretta te le compri le foto. Okay. Va bene, sono cose d'altri tempi. Certo. Ecco, facevamo le cose con più spensieratezza. Anche la Ciuffini? Lei era preoccupatissima. Senta, ma il suo amico come l'ha presa poi? Diciamo che l'ha presa dove lo prendono le galline, ecco. E non l'ho più rivisto. Forza e coraggio. Adesso mollatemi perché mi sta tornando la concentrazione. Ecco, si concentri allora. Allegria. Grazie, allegria. Signor Mike, primo ospite di Viva Radio 2. Aspetta, a scanso di... Si salutiamo la signora Sabina Ciuffini, abbiamo scherzato ovviamente, ci mancherebbe riferimento a nome, però ovviamente sono tutte cose che si inventa il nostro finto Mike, diciamo, certo, che non corrispondono verità. Assolutamente a verità, come sappiamo tutti quanti. Mike da sempre è stato asessuato, certo, come gli angeli, tabula rasa come gli angeli, perché voi ve lo immaginate, dai, provate un attimo a immaginare Mike in quei momenti, non si può, la 1, la 2 la 3 è impossibile, io non me lo sono mai immaginato in quei momenti, ti immagini? Sono tanti, però che non si potrebbe immaginare. No, è impossibile, ci provo ma non e alla fine allegria. Vabbè. Un cretino. Allora, dimmi. Parliamo di politica internazionale? Adesso, perché? No? Sai di Chirac? C'era su tutti i giornali. Che va via? Sì, va via. Dall'Eliseo? Mollato. Ma perché noi abbiamo una linea con l'Eliseo? Ci possiamo provare volendo, sai com'è? Parlare con Chirac? Sai, è la RAI, bello, la radio di Stato italiana. Chirac, proviamo a chiamare Chirac. Sai che bisogna fare? Aspetta, allora, provate a chiamare il centralino. Sì. Per vedere se c'è. Guarda che ce lo passano, Sì? Diciamo siamo a Radio Italiana. Ok, proviamo. Magari. Proviamo a sentire se c'è. Ha mollato, no, nel senso, non come Bozzi, nel senso, ha mollato la vita politica, ha mollato. Ecco. Centralino del Quirinale, buongiorno Gabio. Ma che c'entra lei, scusate? Noi vogliamo parlare con il capo di Stato francese, no? Lo so, ma sono io in collegamento
passo con i Quirinali di tutto il mondo. Un attimo che glielo passo. Attendo in linea, cambio. Va bene, ok, sentiamo. Mi sa che ha azzeccato il Quirinale giusto, perché Siete in linea con il nuovo palais presidenziale di Chirac. la pronuncia non è Se quella. www.accatelle CD masterizzate e Silvi Martin che chanta l'inno dei Mameli digite 1. No, grazie. Se www.accettare la baguette modello Rocco Siffredi No, digitare 2. grazie, neanche quella. Se www.accettare la supposta anti-influenzale Eiffel No. funzionelle, ma è stress, doloroso. Immagino. Immagino, merci, noi volevamo savoir se c'è Monsieur le Président Chirac. Un momento. Un momento, che questo in francese parla peggio di me. Vi passo la segretaria. Un attimo. Grazie, è meglio in italiano, sì. Sentiamo se c'è la segretaria. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu poteva participer? Nous volevamo parlare con il presidente Chirac, le président. È possibile? Le nom? Il nome nostro, Chirac? Chirac, Jacques Chirac. Oui. No, ma sì, mi sembra che si chiami Jacques. Ecco. Ma come lo chiama? Come a casa, dai. Forse. Parlano. Che voce ha Chirac? Sentiamo se c'è. Bonjour Presidente, viva Radio 2 dall'Italia. Cher italien. Cari italiani e cari italiani. Cari Ma cari. veramente cher. Ok, molto cari. Mon chéri, Vabbè, mio caro, piccolo. je suis Jacques Chirac. Avevamo capito, Presidente. Senta, bonjour, è vero che ha dato l'addio all'Eliseo lei? Oui, Sì. oui. Moi Io? je donne l'adieu. L'addio, vabbè. Je donne l'adieu Sì, addio. à les Champs-Élysées. Ai Campi Elisi, sì, agli À les Champs-Élysées. Champs-Élysées et à le Champs-Élysées. Anche allo shampoo, Elise. Vabbè. En particulier, anti-faux-froid, Ok. Sì, antiforfora. que je ne nous peuple pas. Che non Je usa più. suis complètement ormai Ormai vuol dire ormai in francese, giustamente. calvo. Lei ormai è calvo, dunque, Calvo. giustamente. Senza chavel. Senza capelli. Chavel. Sì. Chavel. Senta, c'è scritto sui giornali che l'addio in televisione è stato particolarmente commovente quello che ha dato. Oui. Qui, sì. Se voulez-vous, Volevo, sì, se voi volete. je vais te faire. Je vais te faire. Ve lo posso fare? Oui. Anche a vous. Anche a noi. Sì. Ok. En direct. In diretta, sì. Le maestro. Le maestro. Il maestro? Cremonois. Cremonois, sì, cremonese. Nous avons, sì, è vero. Cremonois. Sì. Quando je te dis moi. Non che tu parti quando cazzo tu. Tu, è giusto. Tu parti. ti dico Quando moi. sta rimbrottando il maestro di musica francese. Che? Compte per moi. Come ti permetti? Je suis Chirac. Tu chi sei? Cremonois. E allora? Bene, sentiamo questo Un moment. discorso che deve trovare le feuille. Le feuille. Voilà. La Je vais faire l'adieu à l'Élysée. Oui. Sans lentement. Ecco, vabbè. Ma sta musica la conosco un po', però. È francese. È francese, no? Sì. Giunto midnight, Sì. si spenge la lumière, Spenge la luce. si spenge anche le Segno. segni di quell'ultimo bistrot. Ma Le strade sont le désert, strade sono désert et silencieux. deserte e silenziose. Un'ultima Renault, Renault. Ségolène se ne va. La Ségolène Royale. Le fleuve scorre Il lent, fiume scorre. frusciant un bas les ponts. Frusciando. La lune brille là en ciel, Cielo. dans toute la cité. Questa la capiamo, dorme, Seul solo, se va se ne va. un vecchio Il vecchio. Chirac. Chirac. Ho capito, sì. Adieu, Addio. adieu, 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 5 volte addio. adieu, alle monde, Al mondo. Sì. à Zidane, à Notre-Dame, à Paris, à Corinne, Cléry, al Croissant, al Boulevard, al Pousse partout, et rien va plus. Eccola. Paris, tout
Grazie alla Presidente. E viva la France. Ci ha commosso. E viva la France. La liberté. Sì. Égalité. Sì. E Brut Fabergé. Bene, perfetto. Grazie al Presidente Chirac. Ecco. Non c'eri, ci siamo collegati con l'Eliseo, sapevi? Si è perso un Attenzione, gran- sì? oggi Che? c'è il primo, sapete una cosa importantissima, oggi si parla del Santo Padre, Sì. Santo Padre, c'è il primo incontro in assoluto, ragazzi, è una cosa meravigliosa fra Putin Sì. e Papa Ratzinger. I due hanno fatto Lo un fanno accordo. entrare? Sì, Ah. Putin e Papa Ratzinger, Sì. i due hanno fatto un accordo. Il primo dei due a cui scapperà un sorriso perde. È vero, perché tutte e due. Immagini. Non sono proprio campioni di risate tutti e due, no, in effetti sono persone serie. Putin col judo. Allora abbiamo una canzone da mettere. Allora, faccio mettere una canzone terribile, devo dire che piace molto a Baldini, gliel'ho fatta Qual è? sentire. Ah sì, bellissima. La vuoi sentire? È il mio inno, cioè, è bella, dai. È un po' osè però. Sì, un po' bora, diciamo. C'è qualche vocaboluccio da censurare, ma non siamo riusciti a farlo per mancanza di tempo. Visto che si parla di bullismo, Sì. si parla di bullismo nelle scuole, sai, oggi a 12 anni. Sì, sì. Dice, bulli. ciao bimbo che voglio. Sì. Così. Una canzone che si intitola proprio Bullo, Esatto. di Umberto Donati. A te ti fa tanto ridere Sì. che è il ritornello. È ti quello che fa ridere. Io so bullo, con due puve me trastullo. Sì, esatto. Allora, sentiamo questa canzone che ci è arrivata proprio dritta in redazione, ve la facciamo sentire un pezzettino chiedendo Sì. scusa anticipatamente Per le parole Umberto un po', Donati, sì. e dopo ci collegheremo, attenzione, udite, Con chi? udite, dopo... Che è successo? C'è Fede. Ah, c'è Federico? Capito, Federico sì. Moccia. Dopo, Sì, va bene, dopo. ok, Signori, sì. Umberto Donati con Bullo, vai. Ho fatto 6 al Super Enalotto, adesso sì che io so io. E voi non siete un cazzo. Io sono un bullo, io sono un bullo. C'è Alberto e nel Sordi, letto con ragazzi. due pupe mi trastullo. Io sono un bullo, io sono un bullo. E nel letto con due pupe mi trastullo. Io sono un bullo, io sono un bullo. Ste classe. E nel letto con due pupe mi trastullo. Ho fatto 6 al Super Enalotto. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Porto i pantaloni con il culo di fuori, con il culo di fuori e col pisello quasi. Ale! Faccio le riprese col telefonino e le metto in sono rete così, quando tu lo baci. Adesso video. cerco un appartamento. A te ti piace grosso e prende il Beh, nel centro. Ho fatto 6 no, al Super l'appartamento, Enalotto. certo. Adesso sì che sono io. E voi non siete un cazzo. Io sono un bullo, io sono un bullo. E nel letto con due pupe mi Se volete trastullo. farvi la suoneria del cellulare. Bullo, bullo. Questa mi sa che è quella di Osè, Dal lampadato sono molto più bello, adesso bevo Ferrari al posto del tavernello. vabbè. Ho la Lamborghini, vesto Dolce Gabbana, intimo di cavalli, sembro una puttana. bene, Sento bene, sono ricco e anche contento. Sono a cena insieme a Totti in un locale al centro. Ho fatto 6 al Super Enalotto, adesso sì che io so io. E voi non siete un cazzo. Io sono un bullo, io sono un bullo. E nel È la letto canzone preferita di Baldini, ce l'ha nella sua playlist personale, nel suo iPod, ce l'hai. Ringraziamo Donati per questo quadro, questo spaccato di vita reale del nuovo bullo. Sì. Attenzione, bullismo, prima i bambini dovevano andare a scuola accompagnati dai genitori, oggi arrivano accompagnati dai carabinieri, pensate. Succede, io ogni tanto penso al bambino di 4 anni che ha menato l'insegnante. la incredibile. maestra. 4 Il anni. figlio di Hulk, perché sennò non si riesce a capire. Incredibile, ma 4 anni, perché ho visto l'intervista della povera insegnante che diceva, pensate, ha detto, prendeva la rincorsa per darmi le testate, cioè saltava. spostati porca miseria, no, stava là, spostati, 4 anni. fagli l'antirabbica, 4 anni, prendilo in cioè, collo. partiva a corsa, si alzava, poi come fa? 4 anni, una roba, va bene. Abbiamo notizie? Abbiamo una radiopromozione adesso da fare, tipo. Ci Attenzione, pagano. la notizia è arrivata adesso, Sì. è micidiale. Rugby, lo sai che c'è la Sì. rugby mania dopo i successi teniti pronto, Baldini. Sì. Se la ride prima. Dopo capito? i successi Ah. dell'Italia nasce la rugby mania. I giocatori fanno un calendario nudi e si scopre che hanno le palle ovali.
una sana risata con del becero umorismo ogni tanto ci vuole, di quella proprio che uno dice sì, dai. Beh, Senti, ma tonde non l'ho mai viste comunque, un po' ovali sono, in effetti. Se uno volesse andare a vedere. Non andiamo a sindacare Sì, esatto. adesso sulle cose. Facciamo un trattato Non è d'anatomia. una cosa volgare. No, se no. parlassimo delle orecchie nessuno si scandalizzerebbe. O dei gomiti. Cioè, ma meno male che ce le abbiamo. Quella è la fonte della vita, lo sapete? Sì, ecco. Se ci fossero no, quelle... pensavo alle orecchie. No. Le orecchie è la fonte della vita, no? Ragazzi, ricordatevi. Sì. Non è una cosa volgare. I latini come chiamavano? Testiculus. Si chiamavano. Sì. Viene dall'antico. Sai che voleva dire? No. Testimone. Ah. Capito? Piccolo testimone, cioè nel senso piccoli testimoni di un atto sessuale a cui non partecipano, quindi coglioni. Esatto. Se vogliamo essere precisi. Allora signori, adesso c'è una radiopromozione. Quale? E poi Stonefly. Dopo avremo Testiculus, piccolo test. Sì, piccolo test, quello volevo dire. Dopo avremo gli ospiti. c'è Moccia e poi arriveranno gli ospiti. Parleremo argomento serio, importantissimo. Secondo me se hanno sentito la radio e sono in macchina e stanno venendo hanno fatto retromarcia. Ma no, perché? Vabbè, guarda, speriamo. c'è una... Sì. Allora, Un'altra Carlo agenzia. Giovanardi Sì. e Daniela Santanché sono fermi all'entrata, mi dicono di Via Asiago e stanno tentando di spiegare ai vigilantes che non sono una coppia di fatto. A proposito di coppie di fatto, come si pongono secondo loro sono contro, no? Sono contro i a spanne sono mi sembra di sì, contrissimo spanne, direi di sì. Niente, ma io gli farei sentire quella cosa lì che già negli anni 70 se ne parlava, sapete? Sì, sapete? la canzone. Giovanardi e Santanché che state sentendo la radio, se ne parlava, poi glielo diremo dopo. Esatto. Se ne parlava con una canzone, pensate, di Che Domenico fece scandalo, Modugno, che certo. fece scandalo nel 74 nel 74 fu proprio esclusa da un festival europeo perché proprio era una canzone che parlava di coppie di fatto nel 70 non nel sposate, 74. esatto. Incredibile ma vero. Vabbè. Allora, pubblicità. Stonefly e dopo torniamo con dai. Federico Moccia. Cari piedi, vi devo proprio parlare. Basta con le scarpe scomode strette in punta nel tallone. È ora di cambiare vita e Stonefly è la risposta giusta. Un vero e proprio laboratorio del comfort che studia nel dettaglio l'anatomia del piede. Per Stonefly è quasi un'ossessione creare la scarpa perfetta. Guardate che scarpe, morbide pelli, tecnologia d'avanguardia, linee bellissime e idee sempre di tendenza. Stonefly, calzature uomo, donna, bambino. Stonefly non me le toglierei mai. Stonefly, Absolute Comfort. Ci risiamo. Allora, ieri abbiamo parlato con Scamarcio e Laura Chiatti del film Voglia di te. Chiediamo un commento a colui che ha scritto il libro, e cioè Federico Moccia. Chi sei? Ciao, sono Marco Baldini, viva Radio 2. Sei un parolino quindicenne? No, sono il fiorentino 47enne. Ah, un vecchio. Ma perché dici un vecchio, scusa? Allora hai sbagliato numero. No. Volevi telefonare all'università della terza età? No, Federico. Sei no. al cellulare e vuoi essere aiutato ad attraversare la strada? Ma no, ma scusa, Vuoi fare un testamento? No, volevo parlare con te che sei avvezzo a trattare le problematiche giovanili. Allora, innanzitutto non so che cosa significa avvezzo. È una parola antica che solo un arcaico come te può usare. Già. Comunque sì, conosco i problemi dei giovani. Non per niente, sono giovane da più di 40 anni, penso. Senti, è vero, hai anche un look molto giovane, Esatto, no? c'è un cappellino giovanissimo con la scritta Very Young. I boxer con i disegni della banda Bassotti o il portachiavi di Winnie the Pooh. Bravo, va bene Moccia, senti, noi volevamo parlare di questo film, Ho voglia di te. Certo. È un film che parla degli adolescenti e di tutto quello che per loro vale molto. Tipo l'amicizia, la fedeltà. No, la macchinetta che si guida a 14 anni. Ma tu lo sai, anziano Marco, quanto vale una macchinetta del 2005 in buone condizioni? Pochi chilometri, vernice metallizzata. Guarda, non c'ho proprio l'idea. Cioè, Lo vedi? Te lo dico io che
conosco le scale dei valori morali dei giovani. Cioè? Vale di più di una pomiciata in una multisala. Vale di meno di una pizza offerta da Ottavia a Ponte Milvio. E per un giovane è importante almeno come la virginità. Addirittura, dai, Moccia, ritieni che la virginità abbia lo stesso valore di una macchinetta, dai? In tutta onestà non posso parlare per esperienza personale. Certo, perché tu non hai mai guidato una macchinetta. No, non ho ancora perso la mia virginità. Ah, pensa a te. Ne parlo anche nel mio ultimo libro, lo sai? Sì? L'ho scritto oggi pomeriggio, mentre aspettavo che mi rispondessero a un citofono a Corso Francia. Puoi anticiparci qualcosa? Sì. È la storia di Jody, Dodi e Todi, Sì. che è un amico dell'Umbria, Certo, che Todi. sono molto Che cazzo? Vabbè. che sono molto amici di Fede e si recano in visita sul suo luogo di lavoro. E come si intitola il libro? TG4. Ah, ho capito. Senti, per finire abbiamo fatto un giro sul blog, il tuo blog, Sì? e c'è una persona che ti ha girato una domanda, possiamo leggertela? Sì, sono Allora. io, sono Moccia, Allora, sì, lo sono sappiamo. simpatico. Sì, E sappiamo. scrivo libri per i giovani. Ok, va bene. Allora, Traggono film dai... lo sappiamo. E mi fischiano anche le cuffie, sì, sempre. lo so. Qualità di Le voce. tue, perché le tieni alte, Federico. No, io le abbasso. Ecco, Sto bravo. abbassando, Vedi? guarda, a meno di metà. Ah, ecco, va. E Allora, purtroppo non cambia la situazione. no, Guarda, io abbasso e continuo a fischiare. Vuoi che che c'è abbasso? un'altra cuffia forse. Aperta, sì, era quella che Era fischiavo. questa. Tu abbassavi quella sbagliata. Io abbassavo vedi? quella sbagliata. Esatto. Allora, ciao Federico. Ciao, come va? Tutto bene? Sono no. Moccia, Sì, sono simpatico. Federico no. Ciao Continuo Federico, a te lo fischiare. scrive questa ragazza che Quale ti ragazza? quella che ti ha mandato la lettera dal blog. Ah, sì. Sì, allora te lo rileggo. Ciao Federico. Ciao. No, Fede non ci siamo. Cioè, È sempre lei che ti dice ciao se lei Federico. scrive, inizia la lettera. Ciao di- Federico. Ah, ho capito. Cambiamo. Ciao Fede. Ciao. Vabbè, saltiamo questo. Sono innamorata di un impiegato di banca e vorrei scrivergli un bigliettino. Potresti aiutarmi? Giulie 23. Sentiamo. Dai. Fammela. Ridimmela. Allora, sono innamorata di un impiegato di banca. Piegato? Impiegato? Sì. Oh. E vorrei scrivergli un bigliettino. Vorrei scrivergli un bigliettino. Perché la riscrivi? Poi Potresti aiutarmi? c'è il punto interrogativo? Sì, c'è, certo, è una domanda. Potresti aiutarmi? Giulie 23. Giulie. Con la Y? Sì, finale. Ah, allora è Giulie. Che ho detto io. Vabbè. Certo, Giulie. Ho una definizione per questo sentimento imperscrutabile chiamato amore, che può fare a caso tuo, del bancario. Sì, com'è? L'amore è come l'amore è il mutuo dei sentimenti. Può durare decenni, Sì. può essere variabile, ma se non stai attento, ti ritrovi senza casa. Bene, grazie a Federico Moccia, il nostro scrittore preferito. E siamo arrivati al momento degli Devo dire ospiti. quella definizione non era Non male. è male, eh? Non è Sì. male. Non è male. Signori, ci siamo. Abbiamo con noi in studio l'onorevole Giovanardi, Carlo Giovanardi e l'onorevole Daniela Santanchè. Buongiorno. Buongiorno. Siete una coppia di fatto? Come prima è stato detto? No, nessun dico. Siete le contraddico, voi siete contro. Assolutamente. Noi invece siamo a favore. no? Noi siamo Come un mai? dico, siamo un dico noi, siamo una coppia di fatto. Io e lui. Potrei citarvi Domenico Modugno. Quindi, Ho una proposta, si potrebbe adottare questa canzone come inno di quelli che sono contrari ai Dico. Ah sì? E beh, basta leggere quello che c'è scritto. Beh, il nostro anniversario Viva non la è- libertà. non è sul calendario perché di matrimonio non si parla tra noi due, è diverso il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome e noi ci chiamiamo Amore. Ed è perfetto, no? Magari dopo la cantiamo insieme. Il prodico? I prodico. Prodico. Però qui siamo adesso per parlare di un'altra cosa, secondo me è importantissima. Nel frattempo ci sistemiamo i microfoni. Intanto c'è l'onorevole Carlo Giovanardi che ha una maglietta con uno slogan. Cominciamo con lo slogan Accorcia la notte, allunga la vita. perché intanto cominciamo subito con esporre il problema che stiamo vivendo in questi giorni. Chi guarda i telegiornali si rende conto che ogni lunedì c'è una sorta di bollettino con- delle vittime. Se Carlo Giovanardi vuole Riassumiamo, dire qualche numero. Voi avete presente l'Iraq, è una guerra che dura da 4 anni, ci sono stati circa più di 3.000 soldati americani che hanno perso la vita in quella guerra, nello stesso periodo circa 3.000 ragazzi italiani sono morti
il venerdì e il sabato notte sul fronte del divertimento. E questo Questa ci sembra inaccettabile. Come una è la guerra. dimensione del fenomeno. Non è possibile, una cosa così non è possibile. Ora Cosa si può fare? Cioè? Cosa si può fare? Cosa propone? Cosa proponete? Un segnale forte, se ne discuterà lunedì 19 in Parlamento, e alle 18 di quell'ora, di quel giorno, tutti quelli che vogliono interloquire col Parlamento, ma Dall'Agnello già sono tanti che hanno aderito. sono invitati davanti a Montecitorio. Un segnale forte: abbiamo chiuso il traffico nel nord Italia per un giorno per le polveri sottili, abbiamo chiuso l'Italia al traffico al tempo dell'austerity per ragioni economiche. Noi diciamo un sabato notte, uno solo, diamo un segnale forte. Dalle 22 di sera alle 7 del mattino, chi vuole andare in discoteca, al bar, al ristorante, ci vada in taxi, con i mezzi pubblici, i metropolitani, in bicicletta, come vuole, ma non con la macchina del papà. Fermiamo il traffico privato e il giorno dopo ci sveglieremo scoprendo che ci saranno 17 ragazzi vivi in più, qualche centinaio di ragazzi che non si sono feriti, e che quindi è possibile fare qualcosa e non accettare come una maledizione divina quello che oggi è la prima causa di morte dei giovani nel nostro paese. A me mi sembra una proposta sensata, tanto fattibilissima, perché per un sabato rimanere, insomma andare, perché non è che stiamo parlando di chiudere nessun divertimento, ma andarci con altri mezzi una volta con altri mezzi, certo. e vedere catturare anche l'attenzione. Io credo che, siccome c'è poca attenzione verso questo problema, perché spesso si va sulle prime pagine dei giornali per problemi che non sono poi così importanti per la gente, io credo che le stragi del sabato sera, lo dico da politico ma da madre, sia un problema importante dove non si cerca, non si vuole dare soluzioni. Capisco che è difficile, ma proprio perché oggi sono qua voglio dire che secondo me non bastano le leggi, bisognerebbe fare un cambio culturale tra i giovani. Accorcia la notte, allunga la vita, proprio perché non è che ci si diverte soltanto dalle 2 di notte alle 5 della mattina, quando poi anche l'attenzione proprio psichica quando uno guida. Io credo che divertirsi è molto bello, credo di essere una donna del mio tempo alla quale piace anche il divertimento, però rischiare la vita, morire come succedono tutti i weekend non va bene. Allora faccio un appello attraverso la vostra radio e chiedo se tutti, soprattutto voi che siete l'esempio per molti giovani, per tutti coloro che fanno lo spettacolo, di cambiare. Proviamo ad andare in discoteca alle 11:30 e alle 2 magari fare altro. Può continuare la notte ma con altro. Avrei un'idea su fare altro. Quell'altra proposta no, ma volevo dire perché no, perché certo. no? L'abbiamo sempre proposto. Perché no? Ma quell'altra molto proposta, meglio. ad esempio, mettiamo caso che non si riesca a chiudere i locali prima, quell'altra proposta che i locali potevano tenere, rimanevano aperti. Quella non però è passata, una proposta Peccato, perché questa era di secondo me Carlo ancora Giovanardi meglio. e mia solo per un voto, perché quello che proponevamo noi non era di chiudere il locale alle 2 di notte, ma perlomeno smettere con la somministrazione degli alcolici, perché poi se uno vuole stare lì, chiacchierare, abbassare la musica, anche perché spesso in queste discoteche poi non si riesce a socializzare, a parlare, la musica forte, quindi uno è portato a bere o a anche usare sostanze stupefacenti. Io credo che se decidessimo, come era nella proposta di legge, dalle 2 di notte non dover più somministrare gli alcolici e fare un po' da decompressione, stare lì con la musica più bassa, la luce diversa, io credo che sarebbe un aiuto. Un'altra cosa, perché ad esempio sui pacchetti di sigarette c'è scritto nuoce gravemente alla salute e sulle bottiglie di alcol invece non ci scrivono occhio, però è un problema che se vi imbenzinate e uscite fuori ammazzate anche gli altri, ad esempio? Infatti poi si muore molto di più per l'alcol che non per il fumo, e questi sono gli ultimi dati. Si muore per l'alcol, si muore per l'impasticamento e si muore da morti di sonno, perché alle 5 del mattino chi tutta la notte sta alzato, anche se non beve, non è nelle condizioni per condurre un'automobile. Perché gli incidenti catastrofici a quell'ora? Perché leggiamo 4 ragazzi morti, bruciati vivi, 4 ragazzi che sono usciti di strada ai 120 all'ora senza segno di frenata? Proprio per quello. Perché diciamo che quando c'è la famosa, si dice, no, allora andiamo in discoteca, siamo in 4, 3 si divertono, bevono, uno non beve e guida la macchina. Quello che non beve, si sente un pirla. Che succede? Esatto. No, sta lì a guidare mentre gli altri 3 dormono in macchina alle 4 del mattino. Io quando faccio un viaggio lungo, so che devo partire alle 4 del mattino, io vado a letto la sera perché dico adesso dormirò più che posso, perché poi devo affrontare un viaggio lungo. Tu pensa uno che deve fare un viaggio con 4 salme in macchina, perché solitamente i locali sono sempre posti, soprattutto al nord Italia, sono fuori, siamo in provincia, la discoteca non è mai in città, è sempre fuori, devi fare
diversi chilometri per raggiungerla, quindi poi si incorre in gravi incidenti stradali. Ora noi che vogliamo dire? Cioè, la storia è sempre dell'alcol, no? I ragazzi adesso purtroppo si organizzano portandosi l'alcol, comprandolo agli autogrill, infatti era previsto che anche gli autogrill, tutti, ecco. Perché non ha senso che non si possa dare l'alcol nelle discoteche e poi i ragazzi si fermano in autostrada e lo comprano. Deve essere, voglio dire, un pacchetto legislativo che comprenda tutti. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, perché non dobbiamo neanche fare quelli che vietano tutto, cioè che vietano il divertimento. Trovare una via di mezzo che possa accontentare tutti, cioè i ragazzi che si divertano ma senza rischiare la vita. Erano stati proposti dei pullman, ad esempio. Sì, però scusa Fiorello, io non sono contro il divertimento, anzi sono perché i giovani si divertono. Mi sembra assolutamente giusto andare in discoteca, divertirsi, ballare, però il problema è che così com'è il sistema non funziona, perché se tu tutti i lunedì mattina hai un bollettino di morte, che ne muoiono 2, 3, 4, 5, allora ti fa capire perlomeno una riflessione. Sicuramente trovare delle soluzioni è difficile, sono dei tentativi, perché non è così semplice mettere fine a questo problema e nessuno di noi deve avere la presunzione di farlo. E proprio per questo che io vi chiedevo prima è anche il cambio culturale, perché siamo noi, voi più di noi, che date l'esempio, che c'è modi diversi di divertirsi, che non è che uno è figo perché torna a casa alle 5 di notte sballato. Per me è molto più figo quello che alle 2 di notte con la fidanzata e sta bene. È ancora sano, e sta bene, è lucido. Si diverte in altro modo. No? Noi diciamo viva la libertà, viva il divertimento, ma che la morte è il massimo della repressione, perché quando a 16 anni, 17 anni, in maniera traumatica, o muori o ce ne sono decine di migliaia permanentemente lesi per tutta la vita, quella è veramente repressione. E dico anche cinicamente ai gestori di locali, che non tutti hanno collaborato con noi, molti sono messi di traverso, ma se aveste ancora 7.000 clienti vivi in questi 10 anni che possono continuare a frequentare i locali, non è meglio per tutti? Io dico che davanti alla morte va bene anche qualche piccola repressione, perché è inaccettabile questa cosa, è veramente inaccettabile. C'è dei giovani che rimangono così sulle strade, pensate ai genitori, alle famiglie rovinate per sempre. Quindi ora all'atto pratico, questo sabato allora lunedì 19 davanti a Montecitorio, tutti quelli che vorranno partecipare, ci sarà un sit-in, una sorta di raduno, perché inizia la discussione generale sul provvedimento di legge e poi di lì si deciderà quale sabato diventerà la notte simbolo. Io credo che sia importante farlo, come diceva già Carlo Giovanardi, ma anche perché molte volte ci stupiamo di cose meno importanti. Qua parliamo di tantissime vittime e poi anche nel ricordo delle famiglie delle vittime, perché i genitori, padre, madre, fratelli, nonni che sono straziati, che hanno rovinate anch'essi la loro vita. Allora fermiamoci una notte dalle 22 alle 7 della mattina e lo facciamo per questo. Io credo che anche i ragazzi che ci ascoltano possono riflettere. Noi vi appoggiamo in questo, Grazie. Noi vi ringraziamo. Vi appoggiamo perché veramente fermiamoci una notte, così un bel segnale forte, se ne continuerà a parlare, ci sarà pure chi non sarà d'accordo. Come siamo messi con il governo, perché voi tante volte quando litigate tra di voi anche su temi importanti, io non penso che il governo sia d'accordo. Io ho parlato con il ministro Amato, l'ho trovato disponibile. Perfetto, beh, questa è la cosa più. Questo credo non c'entri la maggioranza, non c'entri l'opposizione, qui ci vuole un po' di buona volontà per risolvere questo problema. Ecco, l'importante è questo, che poi che questa cosa qui veramente non vada a creare tensioni politiche, perché non è proprio non il caso. Non è né di destra né di sinistra. Questa è una cosa, la vita è la vita. Esatto. E basta. Allora noi vi ringraziamo, grazie per averci posto questo problema e speriamo in qualche modo di contribuire, perché no? Usiamo la parola, risolverlo una volta per tutte, che il lunedì non siano più bollettini di guerra e che i ragazzi possano andare a divertirsi in modo sano. Quindi grazie all'onorevole Daniela Santarelli, Carlo Giovanardi. Grazie. Allunga la vita e accorcia la notte. Se volete un'idea di come divertirvi in modo sano, telefonateci che vi spieghiamo un paio di cosarelle. Soprattutto non a Baldini, che sennò quello vi rimanda alla SNAI. No, chi ha la SNAI? Li mando a letto, che è meglio. Allora, scusa. pubblicità, dopo, grazie. Fino al 17 marzo, Conad ti offre un prezzo morbido, 85 centesimi.
Solo 85 centesimi per l'ammorbidente Conad da 2 litri. Conad, artisti nella qualità, maestri nella convenienza. Questo è Conad! Ecco, entra. Finalmente al sicuro, sono inferociti. Meno male che hai una porta blindata. È una Torterolo R certificata anti-effrazioni. Zitto, ci sentiranno. Ma che? Tutte le porte blindate Torterolo R sono isolate acusticamente e anche di gran stile. Ma benedetto ragazzo, dovevi proprio dirglielo sull'altare che hai cambiato idea. Porte blindate Torterolo R. Sicurezza totale. Informati all'800 75 39 47. Stavamo giocando a mentre le ragazze, quando finalmente avevamo una fame da e siamo volati a tutti volevano la con mozzarella di e una buona birra alla spina, tranne Elena che beve solo. Poi ci siamo presi un buon dopo un po' eravamo tutti lì per. I piaceri di ogni giorno sono un regalo. Pagali con Visa. Visa, ama ogni giorno. Oh, guarda un po'. Permesso, scusate, devo passare. Non spingere. La Fox è la mia, grazie. Volkswagen Fox ti incuriosisce da 8.990 euro con aria condizionata di serie grazie al contributo dei concessionari agli eco-incentivi Volkswagen fino al 30 marzo. Ciao, sono Cristina Chiabotto. Porto sempre con me il mezzo litro di Rocchetta, acqua della salute. In auto, in palestra, a passeggio. Rocchetta mi depura ed è l'amica della mia bellezza. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin. Il tuo gatto non è abbastanza morbido? Il tuo fidanzato non è abbastanza morbido? Allora vai al supermercato e acquista Bolt 2 in 1. Niente paura. Bolt esaudisce ogni desiderio di morbidezza. Con 2 confezioni ti regala anche un peluche Trudy. Nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa. In più puoi anche vincere un peluche Trudy gigante. Regolamento del concorso su bolt2in1.it. Estrazione entro il 10 settembre 2007. Tu dici che allora, eccoci. Ministro Giovanardi diceva che la canzone di Modugno è un inno contro i. Non lo so, non mi ricordo bene dice le parole. Viva la libertà, però qui parla anche contro il matrimonio. Allora facciamo così: noi la facciamo, Sì, la ma rifacciamo, con i coretti canzone, quelli. con i cori nostri e soprattutto col balletto di Marco Lolli che ballerà i cori. Onorevole Giovanardi, intanto c'è una notizia da riguardo a Follini. Sì. Follini ascolta Giovanardi e propone anche lui la sua maglietta con la scritta "Basta casini il sabato sera". Sembra essere al mucca assassina, allora, tra poco. senti, io quando sta canzone è bella perché la cosa che mi piace di questa canzone sono i cori che interpretano i nostri maschioni dell'orchestra. Siete pronti? Fatemi vedere Marco Lolli, voglio vedere quando balla. Pronti? Eccolo vai! Là. Che belli che sono. Insomma. Il nostro anniversario non è sul calendario perché di matrimonio non si parla tra noi due. Diverso è il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome. Noi ci chiamiamo amore, tutti e due. Coro! Amore senza data, senza carta bollata, ti sposo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Il nostro anniversario è tutto il calendario, pieno di feste senza lunedì. Al nostro matrimonio milioni di invitati e come testimoni tutti gli altri innamorati. Noi non ci giuriamo niente,
perché non c'è bisogno, con un contratto non si lega un sogno. Come ti sono grato di questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato, mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Senti il coro. Onorevole Giovanardi sta facendo il coro. Sì, insieme alle voci maschie di Via Asiago. Senti che coro. Gli Intimo di Carinzia, ecco. La vogliamo finire qua? È lunghissima, grazie! Bravo! Attenzione, Ruini! Sì. Ruini, ascolta Viva Radio 2! E che dice? Ascolta Daniela Santanchè che dice no all'alcol, no alle auto, no alle discoteche e dichiara e vai, è la mia donna ideale. Si ride. Bene, Senti, è il momento... sono rimasti ancora qua, Sì, diciamo, sì, stanno certo. ascoltando il programma. Conoscete Carlo Giovanardi, che musica le piace? Così, in generale. Ti immagini? No, la hard rock, la heavy. No, che musica le piace, veramente? No, non posso dirlo se non mi cacciate via. Perché? No, perché? Frank Sinatra. Vabbè, ma lui sta è scherzando? cintura nera di Frank Sinatra. Adesso non canteremo, al limite me lo canta lei un pezzettino di My Way and Now con l'accento. Dov'è lei? Di Bologna? No, io sono di una capitale che è Modena, non di un Ah, paesello Modena, di provincia occhio. come Bologna. Oh no! Non attenzione. può dire una cosa del genere in radio, adesso arriveranno migliaia di proteste di bolognesi. Era l'ultimo paesello dello Stato della Chiesa. Chi? Cosa? Bologna. Era l'ultimo paesello. Paesello. Lo dice Mentre paesello. vicino c'era Modena Invece Daniela capitale. Santanchè di Cuneo. Ah, Cuneo, vabbè, Sì, come, nata il, Cuneo. come il Briatore, né? Esatto, uguale. Siete amici né? d'infanzia, Sì, né? ci piace la menta. Ah, sì, via. Allora, cosa stavamo? Dico, Battiato vi piace? A me zucchero. Ah, zucchero, Battiato l'ultima. proprio, non perché noi purtroppo ci colleghiamo con Battiato, Sì, però sì, adesso. non il Battiato cantante, No, noi il abbiamo Battiato filosofo. Battiato uomo Sì. che vive con Manlio Sgalambro a casa. Che è il filosofo appunto che lo ispira nelle Che lo canzoni. ispira. sì. Sentiamo un po', chiamiamolo. Sì, sentiamo il maestro Franco Battiato se ci risponde. Vediamo un attimo. Chiamiamo riposto. Organizza la tua mente in cioè, nuove dimensioni, sì. libera il tuo corpo da ataviche maestro, oppressioni ci siamo? e libera la tua immaginazione temporale Maestro. e mandala al potere nel tuo maestro, organo sessuale. no, maestro, L'evoluzione sociale Sì. non serve all'uomo Maestro, se non è preceduta è da partito, un'evoluzione non di lo fermi. pensiero. Le pareti del cervello, pronto? ricordalo, non hanno finestre. Ecco, giustamente lo pensavo ieri. Maestro, Sono Franco, con chi parlo? Radio 2, viva Radio 2, buongiorno Baldini, come sta? Bene, scusatemi, ma ora io veramente sto cucinando un piatto di pasta berbero. Berbero? Con i datteri dell'oasi e il ragù di cammello. Ora. Che è sto rumore? Scusi, come si fa la pasta berbera? Sarà come la nostra? Non proprio. Per farla si deve usare ovviamente il famoso scolapasta berbero. E come è fatto lo scolapasta berbero? no? Diciamo che uno scolapasta come il nostro, uguale, allora. solo che non ha i buchi. Cioè, cosa serve, scusa? E la pasta viene completamente scotta. Però i berberi ne vanno fatti. Senta maestro, la sua comunque sembra essere una vita pacifica, serena, eh? Ma cosa vuole che le dica? I Buddha vanno sopra i comodini. Ecco, è Deduco partito da una con frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier. Sì, Eterna è tutta l'arte dei musei. Maestro, Carine è le piramidi ripartito un'altra d'Egitto e un buon naif, i lama tibetani, lucidi e Maestro, geniali giornalisti, non c'è niente da supermercati fare. coi reparti Non lo sacri becchi che più. vendono gli incensi di fagioli. Fagioli, bene. Maestro, dicevo, prima che lei partisse per la tangente, dicevo, la sua sembra essere una vita pacifica e serena. Basta che non mi rompono i coglioni. Ecco, appunto, come tutti allora.
Dicevo con poco come tutti, insomma, ecco. Non se l'aspettava, No, vero? questo E no. Delle volte bisogna dirle così Piatte. come sono, se Certo. no non si capiscono, non hanno la forza necessaria per arrivare, e certo. se i teschiscoli ti aiutano a far capire com'è che insomma a me non mi devi Da rompere le tasche. ecco, ma Bene. c'ha la barzelletta del Cavaliere Nero. Sì, lo sono il Cavaliere nero. Esattamente. Dicevo, basta che non Lo la sai faccia. che l'ultima volta ho tramortito una capra? Perché, scusi? Niente, continuava a belare mentre volevo riposare e allora... Ma di questi scatti d'ira lei, maestro. sai. Cambieranno le mie cellule e il mio corpo nuova vita avrà. Sì. Le molecole che ho guaste, Maestro. colpa dell'ereditarietà, sarò una cellula fra motori, Maestro. come una cellula vivrò, viaggeremo più veloci della Speriamo luce che concluda. intorno al sole Sì. come macchine del tempo Bene. contro il tempo che non vuole. Bene, punto. Ha capito qualche cosa Molto- almeno? Tutto, guardi, io sono un fan suo, maestro. Dicevo, lei ha scatti d'ira comunque, vedo. Poi il fuoco dentro. Ah, Pensate, la settimana scorsa, Sì. sapete che è successo? sì. Mi sono ritrovato accanto a me nel treno un certo Luciano Rispoli. Ah, lo conosco, Luciano Rispoli, certo. Ecco, mi ha detto che lavorava in TV, ha cominciato a parlare, a farmi domande, Sì. a parlare. E che è successo? L'ho tramortito con un colpo di trolley sulla fronte. No, vabbè. Dai, maestro, ma perché? Oi, paralleloi. Che è sta roba? È Manlio che parla in greco. Ah, un attimo, lui parla in Manlio. greco. Ripete, Manlio. Sì. Oi, paralleloi. Che vuol dire? Arrivo subito, Ah, va ora bene. te le racconto, niente. va E bene. cosa gli racconta, Le scusi? barzellette, purtroppo lui non conosceva il significato della parola barzelletta, Ah, ho pensa. capito, sì. Lo sai che prima di conoscermi Sì. cosa faceva per No. divertirsi? Che faceva? Incredibile, si leggeva il codice di Hammurabi. Ah, pensa a te, va E bene. rideva. Grazie, Comunque, maestro. Posso dirti una cosa? Ecco, è ripartito. Io te lo posso dire. Sì, me lo dica. Tensioni, Ecco, di sapevo io. frustrazioni si Bene. manifestano nel nostro seme Sì. e si nascondono, si riproducono Grazie, germi di desideri maestro. infetti. Franco Battiato, grazie. Facciamo partire la sigla, se no non ce lo speriamo più. Grazie. Ecco. Figlia di niente. Ancora. Veramente. Meno male. Bene, abbiamo avuto anche la cultura e l'arte grazie al maestro Franco Battiato. Penso che forse oggi più tardi l'unica cosa che c'è. No, dicevo, abbiamo avuto l'arte e la cultura grazie a Franco Battiato che ha e la cultura anche, no? Ah, Perché sì, non lui c'ero io, non ho c'eri, sentito che che ha un cosa. carattere un po' strano, con degli Sì. scatti d'ira improvvisi. Senti, noi tra un po' chiameremo Mike. Sì. Tra un po' chiameremo Mike, è arrivata. Attenzione. Mm. Aspetta. Ah, c'è un'ansa. Sì? Qual è? Un insegnante, ma è troppo lunga, non possiamo leggerla, è troppo lunga, ma era molto interessante, eh? Sì, Vero Taddia, è interessante? Se mi giri un attimo il computer posso leggere anche. La vedevi di Scusate. sbieco, cioè. Il rumore di quando uno legge in fretta. Così, capito? Ti immagini che accendi la radio? Ah, no, non si può, adesso è troppo, non si può. Non si Troppo, può. Non si può. Censura. Va bene, allora che Senti, si fa? avremmo. Mettiamo una canzone prima, dai. Perché devi mettere una canzone? Ma sì, una sempre canzone delle nostre poi- nuove proposte. Certo. che- Allora, a proposito di. No, mettiamo questo qua. Sì, quando c'era Carosello. Ah, sì, bella, di filo. Giorgio Nardi, quando c'era Carosello, com'era? Dopo Carosello tutti nanna. Sì. Però non si può più ormai. Dipende se il carosello lo fai alle 3. No. Cioè. Lo fai tutta l'anno, però non si può. La canzone di Filo Sì. sta avendo grande successo. Quando c'era Carosello, sentite che bella che è. Vai. 1, 2, 3, 4. Questo sembra Sinatra all'inizio. I had you nobody get down. Se c'è una cosa proprio che non mi spiego, è il paragone che fai sempre tu. Quando mi parli del tuo tempo passato, di tutto quello che oggi non c'è più. Ancora non lo sai, che i tempi sono cambiati. Mi è bastato fare un doppio clic e ci siamo innamorati. Mi guardo dentro ed esce fuori l'istinto, ti penso il vuoto mi ritorna su. Un altro ostacolo e non sono convinto. E poi la guerra vista la TV. È vero, giocherei alla
strisce un po' di vela, con Tardelli che si illumina nell'urlo di vittoria. Trovo un vecchio foto, brillantina gogo, con un grande toto. Quando c'era Carosello era tutta un'altra cosa. Mi piaceva far l'amore solamente con te. A spasso nella 500 ti sentivi già mia sposa. Sciogli quei capelli al vento che mi inebrio di te. Yeah. Che mi inebrio di te. C'è una cosa ancora che non mi spiego, le tette finte e quel nasino in su, come facevano le donne mi chiedo, senza la plastica a tirarci su. Ed ora io vorrei... C'è una telefonata? Sì, forse, mi sa di sì, sottofondo. Pronto? Sentiamo. Ah no, c'è squillo, non si Squillo. sa. Non si sa. Purtroppo oggi è la giornata del fischio. Sì, Stiamo chiamando, ve lo diciamo, Mike buongiorno. Come al solito. Quello vivo, Sì, sì, quello è vivo, perché il nostro che è vero, morto. nel senso... Oh. Pronto? Niente, sai, oggi... Niente, quando è Sono così, sul quando è tram, così niente vuol no. dire che lui non ha voglia, non ha voglia. Non c'è niente da fare. Lui sa che siamo Sì, noi, sì, sa lo esattamente che a quest'ora siamo. Guarda il telefono, lui guarda dice, e dice, sono loro. E io non rispondo. Non rispondo, Sentiamo un po'. Comunque se non ci risponde al limite ci colleghiamo col tribunale. C'è il problema adesso. Niente. Lo fa apposta. Sì, sì. Fa apposta. Lui è lì che dice. Lo guarda, lo guarda. Sì, sì. Ecco, e ci riappeso. Ha pure Sta pure riappeso. sentendo. Ha pure riappeso. Sì. Mike, rispondici. Torniamo magari in fondo, dai. Ok, allora adesso abbiamo una nostra Sì, la causa. La causa, ci colleghiamo con Cari il onorevoli, tribunale qua noi vicino. abbiamo un tribunale qua vicino, ci sono delle cause con, Sì. Per degli efferati. Sì, sì, omicidi, casi di cronaca casi di nera. cronaca nera, proprio ultra nera. E c'è l'avvocato che difende appunto l'imputato, l'avvocato Messina, che è il nostro avvocato. Ecco, è già arrivato l'imputato. Sento i rumori dell'aula. Ecco. Giudici con sto martello. Signori della corte! C'è anche l'avvocato. Signor giudici, Sì? se oggi ci troviamo qui a giudicare questo uomo, guardatelo bene, guarda in Meglio faccia. di no. Significa che da quest'aula di tribunale la legge è stata ormai sfrattata. Avvocato Messina, il suo cliente è accusato di strage. Ha fatto saltare per aria un'intera palazzina causando la morte di 7 persone e altri 4 feriti gravi. Signor giudici, è vero, i feriti sono gravi, ma fortunatamente ancora respirano. E questo è un fatto clinicamente rilevante. Ora io vi chiedo, se quei 4 imbrognosi si salvassero, perdonerebbero il mio cliente? Non lo sappiamo e rischiamo di non saperlo mai. Lo so. Ma tutta colpa della mala sanità. Ma come? Che oggi entri in ospedale per un raffreddore e rischi di non uscire più. Ma andiamo al dunque. Perché è successo? Fatta saltare in aria. Dicono che sia stato per un regolamento dei conti con un inquilino della palazzina medesima e ora io dico impossibile, il mio cliente non sa manco scrivere, figuriamoci se sa fare da conto. Certo. Infatti ne doveva fare fuori uno e ne ha stesi 7 quando si dice la matematica. Ora, che dice signor giudice, perché non riusciamo a sentire niente con l'audio del tribunale oggi? Oggi è un po' disastro. È vero. Se noi oggi condanniamo quest'uomo, se noi, guardatelo bene, se noi oggi lo condanniamo, che dobbiamo dire di questi allora che abbandonano i cani in autostrada? Certo. Di questi che quando ti danno la mano è molle come un polipo. Certo. Di queste donne che giocano con i pitoni. È pieno, no? Avvocato, sì. Nell'auto del suo assistito è stato trovato un telecomando che probabilmente è servito a far detonare l'ordigno. Signor giudice, chi
oggi non ha un telecomando a casa. Chi? Solo in casa mia ce ne sono 8. Mia madre che ha 90 anni, a casa sua ne ha 3 più il salva la vita a Baghelli. Vogliamo dire che mia madre è una bomber? No, ci mancherebbe. Ma che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele, o per dire cosa sono i radicali liberi? Che siamo noi per dire se il meglio è il dato Connor o l'estratto di carne Liebig? Chi siamo? Noi. Ma voi ve la ricordate la famosa frase di Antonello Venditti, le bombe delle 6 non fanno male? Sì. Ve la ricordate? Sì, ce la ricordiamo. È una grande cazzata perché l'esplosione è avvenuta alle 6 in mondo e guardate che casino. Dunque. Silenzio in aula, per favore. Allora io dico che questi cantanti dovrebbero misurare le loro parole, perché poi i giovani le seguono e fanno dei danni, per cui sicuro un suo verdetto favorevole. Arrivederci, forza. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Bene! Ma bene di che? È andata bene! Ma perché bene? Poteva andare peggio, non si sono accorto che avevi pure sbagliato indirizzo. Eccolo qua. Nonostante aveva sbagliato. È umorismo nero questo, Santanchè, è umorismo nero, ci vuole anche quello. Allora Cremonesi, io proverei ancora Mike, però prima voglio fare un pezzettino dell'Isola di Wight. Dai, sai cos'è? Un pezzettino, dai, no. Non ci posso. Ascolti i bassi di Prodi a Matrix. Aia, Bruno Vespa festeggia rumorosamente facendo esplodere da un terrazzo alcuni suoi nei, pensa. Che non ce li ha più tra l'altro. Certo. Li ha levati. Va bene. Allora Dai. vogliamo andare, signori? Questa è una canzone che ha fatto epoca, cari giovani ragazzi all'ascolto. Una volta si cantavano queste canzoni, salutiamo i Dick Dick che magari ci stanno ascoltando da qualche parte e cominciamo col dire: sai cos'è l'isola di Wight? È per noi l'isola di chi ha negli occhi blu della gioventù, di chi canta. Qui era bellissimo. La strofa, sì. Vai. Al mercato un dì andai così per curiosare qua e là e non sapevo cosa fare. Fra divise blu e giacche lunghe di là me ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di Wight? E per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta ippi, ippi, ippi. Alziamo ippi, ippi. Vai Baldini, ti voglio sentire. Bam 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 Allora sentiamo se tutti se ci sono gli spostati. Mancano gli spostati, nel frattempo cambia effetto, ogni secondo c'è un effetto diverso in cuffia, bellissimo. Allora, ci siete? Sì, eccoci. Ciao, buongiorno. Voi avete un vostro punto di vista sul problema di cui oggi abbiamo parlato con l'onorevole Giovanardi e l'onorevole Santanchè? Se avete sentito? Sì, abbiamo sentito, parlavano delle stragi del sabato sera. Sì. Sì. Voi che siete insomma, cosa?
Noi che il sabato sera ormai andiamo a letto No, presto. voi che fate uso di... Ho un'idea, aboliamo il sabato. Così no? No, avete un vostro punto di vista serio? No, sul serio. No, serio, così ci ho preso un po' la sprovvista. Ma sicuramente non fa bene usare quelle sostanze lì né bere il sabato sera. Soprattutto quando si guida. Sì, esatto. Che poi magari uno a casa sua, se sta a casa sua, se vuole fare 3 bicchierozzi di vino più un bicchiere di whisky e non esce, va Però, benissimo. sai, secondo me il discorso è anche molto più complicato, nel senso, io ho visto in Nord Europa bevono tutti il sabato sera, semplicemente si mettono d'accordo o tornano con un taxi oppure uno dei 4 dei 5 guida e si sacrifica. Ma ne abbiamo parlato di questo dei 4, perché molte volte succede che quello dei 4 poi si addormenta. Magari un ulteriore problema. Il problema potrebbe essere superato con controlli della polizia carabinieri all'uscita della discoteca. Il Invece, doping dovrebbero fare, come uno esce. Fare il palloncino immediatamente, chi è sopra con i valori non viene messo alla guida o comunque viene subito. Penso ma anche il personale. Almeno fermato. Fermato. Beh, poi questa cosa ne ha parlato già Casini, ha detto di fare antidoping ovunque, soprattutto anche ai politici, tamponarli, ai professori, ai chirurghi, ai piloti di aerei, alle categorie quelle, insomma, ai conduttori radiofonici. Noi possono venire tranquilli, mi faccio tamponare quando e come vuoi. Pronto? Che è? Scusate, se abbiamo sentito bene. Pronto? No. Era Mike che è caduto. C'era Mike? Sentiamo. Scusate, Prego. No. Sentiamo il suo punto di vista. Ha appeso lui, ci ha preso in faccia proprio. Pronto? Tu, poi tu. Se vediamo, è il tempo di fare il numero, se lui c'ha un numero personale. Pronto? Sì, pronto. Ciao Mike! Sì, però non puoi farmi aspettare, che devo fare? Vai in coda. Già mi chiami tutti i giorni, ma che devo fare la coda anche in attesa. No, scusa Mike. Di parlare perché parli con altri? No, stavamo noi ingannando con un Al tempo, scusate. Sospettissimo. Aspetta, questo. Mike? Non ci posso credere, io non credo a quello che sto sentendo. Mike! Qui pensano che siamo noi a fare qualcosa, qualche scherzetto. Mike, buongiorno! Io non ci credo. È Mike? No, lo dice, siamo su scherzi a parte. Mike, basta! Ma che? Mike è diventato il mio idolo, giuro. Mike, non puoi fare una cosa del genere! Va Ma bene? non sono io! E chi è? Purtroppo è il mio cane! Ieri abbiamo fatto un bellissimo piatto e si è arrampicato sul tavolo della cucina, ha mangiato una casseruola di pasta e fagioli e guarda cosa è successo adesso. Mike, io non so perché sei è un Fox Terrier. Sei sentito da qui, noi non perché, sappiamo. ma si sente? Sì. Sì, Mike. Si sente Mike, si sente. Mi dispiace, ma non posso farlo andare fuori, mi hai chiamato all'improvviso. Dai, vai via, Sì, via. Furbo. Come si chiama? Bozzi? Mike, lo sai chi c'è qua seduto con noi? Mike! Sai che noi non siamo mai da soli. No, lo so che siete tanti. Dimmi. C'è l'onorevole Daniela Santanchè, conosci? La conosco molto bene, sono stato ospite a casa sua una volta. Dai, dove? Sì, un paio di volte qui a Milano. Non c'era il cane però. No, non c'era il cane. E poi c'è l'onorevole Giovanardi, conosci? Come no, molto simpatico anche lui. Guarda che la roba. No, Mike, noi vai via. Guarda, devo prendere il cane e portarlo fuori, abbi pazienza. Sì, vabbè, Mike, però dovevi portarlo un po' prima fuori, non in diretta. Ma dai! Guarda che incredibile, oh. Cioè lui ce le fa a noi le cose. È fantastico. Mike, scusa. Dai, aspetta un momento, sì, Mike. Okay. Apro il terrazzo, che non faccio andare fuori, aspetta. Nessuno
nessuno ci crede, nessuno può credere a quello che sta... Sì. No, stavamo dicendo, Mike, che oggi abbiamo affrontato una tematica molto seria, veramente qui, Si parlava delle stragi del sabato sera. Questo è terribile, è vergognoso. Tu hai qualche tuo, diciamo, un punto di vista tuo? Un punto di vista mio è che alla sera, quando io rientro magari a quell'ora perché sono stato fuori a fare magari uno spettacolo, tengo gli occhi aperti perché passano delle macchine a delle velocità pazzesche e io dico guarda quelli lì dove vanno a finire, perché non si può, secondo me si dovrebbe fare una nuova legge, quando escono dalla discoteca devono già fare il controllo, non devono lasciarli salire sulle macchine se non rispondono ai requisiti. Questo è un punto che tutti, bene o male, su questo, sul controllo dopo dalla discoteca... davanti alla discoteca, ma la stessa discoteca lo può organizzare, la stessa discoteca fa il controllo e dice tu non esci. Perché no? Vedi Mike, poi non ti vogliono fare senatore a vita? Vedi? Ma io non ho capito, poi non lo vogliono fare senatore a vita. Per cosa avresti fatto tu Mike? Sai che senatore a vita ormai... avrei applicato questa legge, indubbiamente. Grazie del tuo punto di vista, è stato, vedi, poche parole, però un bel suggerimento dato da Mike Buongiorno, l'onorevole Santanchè e l'onorevole Buongiorno apprezzano molto. Ma lei non ha bisogno dei miei suggerimenti, è abbastanza brava. No, io ho sempre bisogno dei suoi suggerimenti, un maestro. Grazie. Senti, come si chiama il tuo cane? Il cane di prima, come si chiama? Bozzi. Il cane? Il cane, sì, come si chiama? Jackie. Ah, Jackie. Che razza è? È un Jack Russell. Jack Russell. Russell ha detto. Jack Russell. Allora, il Jack Russell, Jack Russell era il nome del sacerdote in Inghilterra che fece questa nuova razza, hai capito? Perché avevano bisogno di un cane molto veloce, infatti Jackie è velocissima, che insegue le lepri, le volpi e si infila nelle tane. Per forza, ma il tuo c'ha un motore rettificato però. Allora, ma questo è nato 100 anni fa e allora l'hanno chiamato col nome di questo prete, di questo sacerdote, il Jack Russell. Che lui fece questo incrocio genetico, diciamo. Jack Russell, sì. Chissà quali furono le due razze. Erano sempre razze di questo tipo, ma questa ha messo insieme le due caratteristiche. È velocissimo, dovresti vedere come salta nella neve. Tu ne vorresti uno? No, non ami cani tu? No, sì, li amo, ne ho due, però se come il tuo, francamente, uno non difettato. Io c'ho un border collie e poi c'ho un misto. Ma lì a casa tua quando sono venuto non c'erano. Come no? Erano sul terrazzo. Tu li tieni sul terrazzo, ma non ti vergogni? I cani si devono tenere in casa. Ma stai scherzando? Il mio cane soffrirebbe tantissimo in casa. Il border collie ha bisogno di fresco, poi soprattutto quello il meticcio è mezzo husky, quindi già soffre. Vabbè. Senti, va bene, adesso però devo andare di nuovo. Ma tu non glielo voglio ricordare. Sei fortunato che in questi giorni sono qua a Milano per lavoro. Cosa stai facendo? Stiamo preparando il milione, la nuova trasmissione. Quando inizia? Dicelo, quando inizia? Dunque andrà in onda la prima puntata il primo giovedì di aprile, ovviamente mi farai un collegamento. Quello è il fuori dubbio, il minimo. Però già cominciamo a registrare adesso. Quando cominciate a registrare? Ti farò avvisare. Credo che registriamo già questo giovedì probabilmente. Questo giovedì? Sì. Oggi cos'è? Oggi ne abbiamo martedì. Giovedì dove siamo? Ne abbiamo 13. Bologna. Io sono a Bologna giovedì. Giovedì 15. Io sono a Bologna. Ma registriamo tra le 16 e le 20. Sono a Bologna io. Sei a Bologna tutto il giorno? Dalle 16 alle 20? Sì, sono a Bologna perché io ho lo spettacolo, dalle 16 alle 20 sono... Dalle 16 alle 20 hai lo spettacolo? No, lo spettacolo inizia alle 21. Ma uno prima si prepara, c'hai le prove. Per fare una telefonata di un minuto. No, ma io parlavo proprio di venire lì, capito? No, sto parlando un saluto e un augurio. Ma quello lì, Mike, tutta la vita, tu sai che poi io e te col telefono abbiamo un rapporto. Abbiamo parlato troppo. Va bene. Senti, ci saluti. Com'è che hai detto che si chiama il tuo cane? Jackie.
Jackie, ce lo saluti tanto? Sì, ma adesso è fuori. Me non lo so. Meno male. Speriamo le passi. Va bene, speriamo, è una femmina, speriamo le passi. Mike, grazie del... c'è già subito, neanche il tempo. Ciao. Va bene, vai, titoli di coda, Titoli di coda al volo, Viva Radio 2, programma di Fiorello, Bozzi, Cassini, Dirisio, Taddia e Baldini. La collaborazione ai testi di Roberto Testarmata, la musica di Enrico Cremonesi, i nostri musicisti Pacciani, Sgro, Coraduzza, Frigero, Giardina e Michael Rosen, i tecnici Marco Azzori, Marco Cristilli, Mauro Tonino e Tony avevo letto Tony Binarelli, Tony Marinelli. Poi la redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, al backstage il sito internet Marchino Lui e la nostra regia Marco Lolli e il programma a cura di Marina Mancini. Vogliamo ringraziare oggi l'onorevole Santanchè e l'onorevole Giovanardi che ci hanno posto questo problema, sperando che si possa fare qualcosa, e qualcosa si farà. Nel frattempo vi ricordiamo la nostra raccolta fondi tramite SMS 48584 per l'associazione Piera Cutino, impegnata nell'ambito dell'anemia mediterranea. Si sta cercando di costruire un padiglione all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo che serva per i parenti anche di chi sta male, per la ricerca scientifica e per la degenza, ovviamente. Allora, grazie, ripetiamo ancora SMS 48584. Mi raccomando, ci fidiamo di voi, a domani. Linea agli spostati. Ciao.